Ha vinto Ebissa di Ribecodana, seconda, eccola qui Eliana Patelli, l'avete applaudita, il traguardo e soprattutto l'avete citata. Eliana, ma è vero che viene da fare voi, no? Sì, sono diventata romagnolo, da poco ho sentito le persone fantastiche che mi danno vicini in questo periodo e quindi mi aiutano tanto a preparare Una famiglia di campioni, una famiglia dove si parla di atletica, si mangia pane atletica da tanti anni e da questa sera posso dire una campionessa in più, non avevamo tutti, 2:38,58 l'anno scorso, 2:36,18 oggi a Carpi, è l'ottavo tempo stagionale in Casa Italia femminile, complimenti. Grazie al pubblico che mi ha aiutato anche alla fine, è stato veramente bello. Consiglio a tutti magari non di fare 40 km, ma di correre a piedi perché arrivare al Canarino e sentire questo applauso è veramente una cosa incredibile. Complimenti. Eliana Patelli. Avete sentito quanto importante è per loro sentire l'ovazione del pubblico e quindi siete stati straordinari perché abbiamo solo iniziato ad applaudire.